Ben ritrovati alla rubrica Family, Salute e Benessere. Come vi avevo già annunciato nella puntata precedente, con noi oggi gradito ospite il professor Maurizio Ruscio, che ricordiamo essere docente all'Università di Trieste e già direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della SUGI. Buongiorno e grazie per essere nuovamente qui con noi. Buongiorno Nella a voi. puntata precedente abbiamo parlato di soprattutto di TBE, di zecche, il cui numero è aumentato considerevolmente quest'anno proprio a causa delle elevate temperature. La situazione in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la diffusione della TBE è sotto controllo per il momento, fortunatamente. A soffrire quest'anno sono in modo particolare i cittadini del vicino Veneto, dove si segnalano parecchi casi e tra l'altro anche Veneto e anche Trentino Alto Adige, Sì, no? Trentino Alto Adige. Anche Sì. Trentino Alto Adige, in modo particolare il Veneto, perché lì c'è anche la situazione della diffusione del virus West Nile. Sì. Ma in Trentino sono state addirittura avviate vaccinazioni contro la TBE in maniera importante, no? Sì, hanno seguito l'esempio del Friuli che l'ha resa diciamo gratuita e addirittura sotto la pressione degli eventi hanno attivato a Belluno e nel Trentino delle vaccinazioni drive-in per rendere più agevole e aumentare il numero dei vaccinati. Questo è indicativo anche della pressione, della preoccupazione del sistema sanitario che si è insorta a seguito dei numerosi casi registrati quest'anno. Certo è che tanti vaccini, no? Perché vaccinazioni per Sì. il Covid, vaccinazioni per TBE, vaccinazioni per zoster. Adesso dovremmo prenderci una buona dose di vaccini. Ecco, se però posso fare Sì, un'osservazione, abbiamo vissuto tutti sì, le battaglie dei Novax e delle situazioni che abbiamo vissuto col Covid. Forse per un motivo che ancora non riesco a spiegarmi, nessuno si è opposto alla vaccinazione per la TBE. È una vaccinazione che la gente chiede e addirittura, forse provenendo anche persone da altre regioni, la chiedono non proprio in modo motivato, perché se la malattia non c'è nel sud Italia è inutile che si vaccinino verso questa, a meno che non vengano a fare turismo. non vengano in queste zone Sì, in sì, sostanza sì. a fare turismo. E io parlerei a questo punto anche di West Nile. Sì, è un Perché po' malattia segnalata nel sì, 1937 in Uganda, proprio nella regione del West Nile, che sostanzialmente ha subito una variazione genetica del virus, sviluppando dei ceppi che negli ultimi anni hanno dato una maggiore aggressività neurologica, per cui la diffusione di questi ceppi e l'aumento delle zanzare nell'ambiente ha portato a realizzare una situazione che non cioè si poteva presumere, ma in queste dimensioni ha un po' sorpreso tutti. Questo è lo specchio dell'aumento delle temperature che favorisce l'attività del virus e nel contempo incrementa il numero dei vettori. E per le zanzare quindi scattano, c'è un piano molto puntuale della Comunità Europea e recepito anche dallo Stato italiano e della nostra regione, dove al comparire di un certo numero di casi scatta tutta una serie di attività di tipo preventivo sulle larve e sulle zanzare adulte. ecco, in genere si tende a pensare che appunto sia trasmessa, l'avevamo già detto nella puntata scorsa, si tende a pensare che sia trasmessa dalla zanzara tigre, invece no, è proprio dalla zanzara nostra, Sì, dalla Culex Culex pipiens. pipiens, no? E tra l'altro mi pare che la zanzara nostra stesse scomparendo anni fa, no? E sembrava che fosse sostituita completamente dalla zanzara, dalla tigre che... Sì, i lavori che ci sono in letteratura però su questo non hanno una Non precisa, c'è. perché sono osservazioni che
talora evidenziano un aumento di questi fenomeni nell'ambiente agricolo e talora nell'ambiente urbano. Qualcuno appunto afferma che aumentando la presenza umana nell'ambiente urbano aumentano, però non ci sono ancora dati precisi. Certamente ci sono alcune come dire, attenzioni che bisogna avere perché così si riduce il numero delle zanzare, cioè quello che ormai sanno tutti, svuotare l'acqua ristagnante, insomma. A parte che quest'estate acqua ristagnante, Ce n'era poca. ecco, Ecco, però comunque e hanno c'è sempre. proliferato comunque. Sì, ma perché i sottovasi, alcuni, comunque ci sono. Ecco, e questa malattia, diciamo, per fortuna, in gran parte degli eventi è asintomatica, nel circa 80% dei casi non ci si accorge. Nel 20% dei casi c'è una gran parte di queste forme che sono assolutamente solo semplici febbrili e in relazione anche a un fatto di età ci sono alcune forme limitate, parliamo di un caso ogni 150 malattie ha una componente neurologica che di solito colpisce le persone più anziane. Quello che si è visto anche negli ultimi giorni è che sono stati colpiti anche giovani. Siccome i casi totali sono aumentati, è da pensare che il circolo ambientale del virus, considerando che vediamo un caso ogni 150 malattie, è notevolmente aumentato. E è possibile che il virus muti? Perché ogni virus Sì, questo è un evento che è un sistema di adattamento. Noi viviamo insieme ai batteri, ai virus e siamo quello che siamo proprio perché ci adattiamo a queste situazioni. È che il momento di adattamento diventa forse problematico, no? Dopo le cose si compensano. Ecco, dicevamo che in Friuli Venezia Giulia la situazione è sotto controllo, poi ci sono anche dei controlli molto stringenti per quanto riguarda le donazioni. Sì. Ecco, perché anche lì, no, la preoccupazione. Perché questo è l'altro aspetto importante Sì. da segnalare, che c'è la trasmissione anche interumana. Sì. Perché le donazioni vengono controllate? Perché l'80% dei casi è asintomatico, per cui uno potrebbe avere il virus e non avere sintomi. Devo dire che i controlli che si fanno sono di una accuratezza estrema, per cui non c'è nessun rischio assoluto nelle donazioni. L'altro aspetto è le donne gravide che possono trasferire talvolta col latte, con la placenta, insomma, ecco, trasferire il virus. Parrebbe però esserci poca presenza di malformazioni successive e comunque possono anche trasmetterlo al neonato con il latte. Quindi, ma non è statisticamente quello che si vede, questa è una situazione più teorica che reale perché non si vedono gli esiti di queste possibilità. quindi per difenderci l'unica possibilità che abbiamo è proteggerci. Sì, vestirsi con indumenti quanto più possibile lunghi, braccia e gambe, in particolare sui bambini, se li portiamo con le culle, usare zanzariere, usare i repellenti, quelli che sono indicati dal Ministero, che sono sicuri. Ricordiamoci che i bambini non vanno spruzzati con questi repellenti, ma bisogna spruzzarlo nelle mani e dopo applicarglieli, lasciando stare gli occhi, le ferite, le parti, le mani. Ecco, questa cosa qui mi era sfuggita, la questione dei bambini, quindi non lo spruzzino. Cioè No, ci sono dei prodotti già con salviette preparate. Nel caso non si usassero gli spray, non bisogna spruzzarglieli addosso, ma spruzzarlo sulla mano e cospargerlo sulla cute. Lasciar stare sicuramente le mani del bambino perché se le porta in bocca, gli occhi, le ferite e quant'altro. Sull'adulto, ecco, questo non c'è un'abitudine a usarlo regolarmente, questi repellenti, perché sono efficaci e andrebbero in questo periodo, in particolare in alcune ore, mattino e sera, imbrunire, dove sono più attive le zanzare, bisognerebbe usarli sempre. Senta, e questi repellenti funzionano anche contro la puntura di zecca?
Perché bella domanda. sul repellente si legge Sì. contro le zecche. Sì, sì, no, allora su quelli cutanei, per quanto riguarda il parassita, l'Ixodes, le zecche, sono meno efficaci. Funzionano di più invece la permetrina utilizzata sugli indumenti. Sugli indumenti permane a lungo questo antiparassitario, indumenti che non devono venire a contatto diretto con la pelle e diciamo anche scarpe o altre cose che portiamo con noi, la permetrina diventa molto più efficace degli spray cutanei. Quindi se uno va in montagna che non è vaccinato per andare a farsi una passeggiata? Sì, può usare la permetrina mettendo gli indumenti all'aperto, dando una spruzzata magari il giorno prima, lasciando gli indumenti che si asciughino e dopo, ma può usarlo ad esempio negli scarponi, nella tenda, se va al campeggio, insomma è un prodotto molto efficace al 0,5%, però attenzione che la permetrina è un prodotto usato in agricoltura, è un antiparassitario vero, per cui lì sì, bisogna stare attenti perché può essere tossico e quindi usarlo con i criteri indicati dal produttore. Quindi l'unica via, però, ecco, tanta attenzione, è chiaro che se uno va una volta a farsi la passeggiata in montagna non è indispensabile, no? La vaccinazione, però se uno vive effettivamente la montagna, Sì, soprattutto no, in questo periodo. l'aneddotica ci ha insegnato che la fortuna è cieca, ma il resto lo conosciamo. Ringraziamo il professor Maurizio Ruscio per essere stato nostro ospite. Grazie quindi, grazie, spero di averla prossimamente per raccontarmi anche altre cose. Grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito e noi ci vediamo la prossima settimana con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.